Eccoci con Ermanno Filippi, allenatore di Team Vicenza maschile. Sconfitto è vero 2-0 da Padova nella finale delle Kinderiadi, però è stata una buona campagna questa delle Kinderiadi, appunto. Sì, noi siamo partiti con l'intenzione di arrivare, se possibile, in finale. Abbiamo lavorato molto bene con questi ragazzi, si è ripetuta la finale dell'anno scorso in Under 14, siamo molto soddisfatti. Diciamo che abbiamo tenuto bene il primo set, abbiamo giocato punto a punto. Siamo stati anche avanti 8 lunghezze, però dopo con la battuta ci hanno messo un po' in difficoltà, però dai, tutto sommato bravi loro, complimenti a loro, ma bravi anche noi che siamo arrivati qua. Ovviamente sì, cos'è che ha fatto la differenza, specialmente in quel primo set che conducevate 20-12? Sicuramente la loro battuta, noi non siamo stati in grado di ricevere la loro battuta e di conseguenza avendo un po' la rete bassa, così la battuta viaggia molto veloce, noi non siamo stati in grado di ricevere e mettere il nostro pegiatore in condizioni di poter smistare bene la palla. Comunque è una soddisfazione arrivare in finale dopo la finale dell'anno scorso con l'Under 14, ecco. Sì, è sempre una soddisfazione. Quest'anno avevamo un impegno in più da onorare perché giochiamo in casa, però dai, bene così, c'è sempre un po' di rammarico, ma bene così, un'esperienza per i ragazzi. Comunque è un buon secondo posto, dai. Sì, tutto sommato sì, dai. Allora complimenti a Ermanno e a Team Vicenza maschile. Grazie mille.